Tiziana Cosma, dirigo il centro di restauro Andrea Mantegna di ENAIP Veneto a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Il nostro centro di eccellenza accoglie studenti da tutta Italia e da tutta Europa. I nostri punti di forza sono innovazione, ricerca e metodologie. Sono Raffaele D'Agostino, restauratore di opere lignee e docente presso il centro di restauro Andrea Mantegna. Nei nostri laboratori adottiamo tecniche innovative come l'anosia. Eliminiamo l'infestazione da tarlo senza utilizzare sostanze tossiche. Sperimentiamo su modelli tecniche innovative per il restauro dei supporti lignei. Sono Marina, studentessa del terzo anno. Sto restaurando un candelabro policromo ligneo del Settecento veneziano. Sono il titolare della ditta Giordano Passarella, operante dagli anni *80 nel settore del restauro. Attualmente stiamo operando all'interno della Basilica di Sant'Antonio Padova nel restauro di alcuni affreschi 3-400eschi. Collaboriamo con la scuola ENAIP di Piazzola sul Brenta attraverso stage all'interno dei nostri cantieri. Sono Valeria Righetto, restauratrice diplomata alla scuola ENAIP di Piazzola sul Brenta. Collaboro con l'azienda Giordano Passarella e seguo il tutoraggio degli allievi ENAIP presso i nostri cantieri.